Benvenuti a Dopo il TG, il nostro ospite di oggi è Alessandro Mocellin, che è il presidente dell'Accademia della Buona Creanza, perché oggi noi parliamo di dialetto veneto e lo facciamo grazie a un progetto, di cui peraltro ci siamo già occupati nei telegiornali, che vede proprio la lingua veneta arrivare in classe. Sei partiti da alcune scuole di Trissino, giusto? Benvenuti sì, innanzitutto. Sì. Cosa succede in queste classi quando entrano i componenti di questa accademia? Allora succede un effetto strano. Anzitutto ci si aspetta sempre che le cose che riguardano la lingua veneta, la cultura veneta, siano gestite da persone di una certa età, perché spesso questi concetti vengono associati alla tradizione, nel senso a volte anche pesante del termine, no? Invece l'Accademia è composta da giovani, io ho 30 anni appena compiuti e sono oltretutto stato eletto presidente quest'anno di questa Accademia della Buona Creanza, che è un'istituzione privata che ha potuto in pochi anni portare la questione della lingua veneta anche a livello internazionale. Non solo portare il Veneto a livello internazionale, ma anche portare ospiti internazionali a parlare di Veneto a casa nostra, come abbiamo fatto l'anno scorso nel 2017 insieme ai Rotary, anche con il patrocinio del Rotary International. Abbiamo portato il primo linguista dell'UNESCO e docenti universitari, per esempio c'era Bertolissi di Padova, ma anche Balboni e Serraggiotto di Ca' Foscari di Venezia, ma anche docenti universitari di Francoforte, di Amsterdam, di Londra e appunto il primo linguista dell'UNESCO che ci ha parlato di lingua veneta. Senta, l'obiettivo qual è? Evitare che si perda la buona abitudine di parlare il dialetto? Allora, l'obiettivo è molteplice, perché chiaramente quando si tratta la cultura si deve capire anzitutto, cosa che specialmente per i ragazzi giovani parlare di cultura ha già un senso di pesantezza, un senso di noia. Sì, è una cosa che mette noia. Che roba è, quanto tempo perderemo, di cosa parleremo. Ecco. E la cosa interessante è che la cultura veneta va affrontata con un occhio internazionale, è assolutamente non provinciale. Una delle parole più famose al mondo è la parola ciao, ed è una parola veneta. Il nome stesso della maggior parte dei giornali del mondo è Gazette, è il termine veneto. Gazzetta era una moneta del periodo veneto, sostanzialmente della Repubblica, ed era quella con cui si comprava il giornale. Quindi la chiocciola è una cosa veneta, secondo uno studio di un docente di La Sapienza fatto per la Treccani. La chiocciolina delle email. Hai visto quanto cosa veneta? Senta, Mocellin, torniamo un attimo in classe. Che reazione ha da parte dei ragazzi che sono di scuola media, se non ricordo Sì, sono male, di seconda media. Loro conoscono il dialetto, immagino di sì. Sì, sono 111 studenti, intanto sono 5 classi, inizialmente si pensava di fare con 2, ma visto il progetto hanno voluto aderire 5 classi. E ci sono anche stranieri, chiaramente. Io in particolare ho chiesto in una delle lezioni quali sono le lingue a cui sono esposti e mi hanno detto alcuni, l'80% mi ha riferito che conosce il veneto. Quindi è una cosa positiva per ragazzi che hanno 12 anni, che io ho detto anche a loro, voi siete nati non solo in un secolo diverso dal nostro, ma in un millennio diverso. Quindi per voi veramente varrà il concetto che la lingua è un muscolo, quindi sapere solamente una lingua è un problema. Bisognerà saperne 2, 3, 4 certo. E tramite il veneto e l'italiano, che sono lingue di due famiglie, di due corpi linguistici diversi, si riesce a utilizzare, a comprendere più facilmente il francese o lo spagnolo o il portoghese, tramite proprio la doppia prospettiva, che si serve di 2 occhi la prospettiva. Con una lingua solo è come vedere il mondo con un solo occhio, è limitato. In classe effettivamente ai ragazzi che cosa insegnate? Perché immagino che le parole le conoscano, forse sì, la storia del dialetto. Non è tanto, io dico sempre questi percorsi non sono dei percorsi nozione, cioè non si dice la parola è questa, non è quello importante, anzi insegniamo a loro ad essere autonomi, ad andare in cerca in internet, perché hanno un computer certo. in tasca come abbiamo tutti quanti noi, per trovare tutte le risorse che possono essere utili e importanti, e quindi trovano dizionari, trovano la traduzione per esempio della suite LibreOffice, che è gratuita, quindi per scrivere videoscrittura, per fogli di calcolo, la suite è completamente in veneto ed è gratuita oltretutto. Poi c'è Telegram, vedo un'ottima regia che ci mostra questi prodotti che l'Accademia fa e che distribuisce gratuitamente. Poi siamo stati contattati da Google e anche da Facebook, per loro sponte, per la loro spontaneità. Ecco, quindi evidentemente c'è un grande interesse e i ragazzi capiscono anche che questa lingua può essere utile. Per esempio in una lezione abbiamo spiegato che la Z veneta, la Z de versi, per capire, certo. È la stessa dell'inglese crazy.
ed è la stessa del francese, che so, Sarkozy o la crêpe Suzette, certo, per esempio, no? E quindi chiaramente con la Z veneta si raddrizza tutto un sistema anche linguistico, cosa molto apprezzata per esempio dagli studenti che parlano invece albanese, serbo, polacco, romeno, e che si trovano paradossalmente agevolati a imparare il veneto rispetto a chi magari sa solamente l'italiano. Poi siete partiti da Arzignano, che è una località dove Trissino, chiedo scusa, dove la presenza di stranieri è numerosa. Laddove ci dovessero essere delle altre scuole interessate a portare il vostro progetto, come possono fare? Beh, anzitutto ci possono contattare per vedere che cosa si può fare, poi dipenderà dal grado, diciamo, dal livello della scuola, quindi le scuole elementari e scuole medie hanno dei percorsi diversi, solitamente tramite i comuni, invece le scuole superiori, come peraltro ci è già stato richiesto da un grande istituto della città di Vicenza, di poter tenere delle lezioni sulla cultura e sulla lingua veneta, e questo è il punto forse più importante di tutti, per far capire perché si fanno queste cose. E si sta interpretando in realtà un bisogno dei ragazzi stessi. I ragazzi delle medie chiaramente non lo esprimono, ma vedendo la grande partecipazione e anzi vorrei dire la partecipatività, ecco, nel senso che si attrezzano, rispondono, mi fanno domande, non è una cosa scontata per un progetto che è completamente nuovo ed è la prima volta nella storia che si fa, c'è entusiasmo, ma dicevo, se sono quelli delle superiori che si attivano per contattarci, per chiederci questo percorso, è perché chiaramente c'è un bisogno di comprensione di se stessi, perché quando si affronta la presenza di molti altri, di una moltitudine di altre culture, è necessario per forza essere solidi nella propria cultura, quindi di tutto quello che è italiano sappiamo benissimo a scuola, ma di ciò che è veneto sappiamo poco, e quindi è il caso di colmare con, d'altronde, 7 lezioni di un'ora, che cosa sono? Passano veloci. Sì, passano velocemente. Senta, in conclusione, al di là di questo progetto molto bello che l'ha fatto arrivare fin qui, l'Accademia della Buona Creanza cosa fa? Perché anche quello mi incuriosisce molto. Sì. Beh, anzitutto l'Accademia produce, studia, divulga, diffonde, addirittura anche a livello scolastico e universitario, la lingua veneta. Abbiamo fatto, per esempio, mi permetto di farvi vedere questo, che è il primo manuale universitario completamente scritto in lingua veneta, ed è fatto dall'Accademia, qui, scusate, sì, qui. Non si vede comunque, ok? E dall'Università di Francoforte, pubblicato in Germania, confronta il veneto con altre 6 lingue europee: italiano, spagnolo, francese, portoghese, romeno e catalano. Poi abbiamo fatto per i bambini, questo lo usiamo nelle scuole, l'abbiamo utilizzato anche in Istria, nelle scuole dove parlano ancora l'istro veneto, variante veneta dell'Istria, la Pimpa, fatta con la Panini e con Altan di Repubblica, fatta appunto in lingua veneta. E poi teniamo corsi, questo ve lo mostro perché il prossimo che faremo è in provincia di Vicenza, a Zermeghedo, il primo corso intercorsi con quattro comuni. Prima ai nuovi social media, c'è immagino una pagina Facebook, un sito internet. C'è una pagina Facebook, c'è il sito internet, abbiamo un canale Telegram, Accademia della Buona Creanza, e poi ci sono i settori Accademia della Storia Veneta, Accademia della Lingua Veneta. Ma allora chi vi cerca vi trova lì. Grazie Mocellin, buon lavoro. Grazie a voi. Dopo il TG naturalmente torna domani. Arrivederci.